Miei cari confratelli salesiani di Don Bosco, oggi mi rivolgo a tutti voi, dicendovi, come ho detto nel capitolo generale, è arrivata l'ora del capitolo generale 28. Vuol dire, è arrivato il momento di fare vita quello che abbiamo riflettuto, pensato. Alla fine del capitolo, dopo una profonda riflessione, dialogo, ascolto e lavoro con il Consiglio Generale, ho offerto a tutta la congregazione le linee programmatiche per il sessennio, come una guida sulla quale muoverci. Sono 8 i punti forti di riferimento e oggi voglio parlarvi del primo. Il primo che ci dice: vogliamo essere salesiani di Don Bosco per sempre. Abbiamo bisogno di crescere nella identità salesiana. Miei cari confratelli, a volte è umano, c'è la stanchezza, a volte qualche sfiducia, a volte momenti dove uno si trova un po' in giù. Vedete, siamo convinti e io sono profondamente convinto che questo non si supera con un piano strategico di azione e non si vince con una metodologia 3.0. Per noi continua a essere essenziale mettere al centro della nostra vita a Gesù, il Cristo, a Dio che ci sostiene nel suo spirito. Qui Don Bosco stesso ha sognato la nostra congregazione e ha chiesto a quel gruppo di ragazzi, dei suoi ragazzi, di fondare una pia società per fare il bene agli altri ragazzi, ma anzitutto e anche per salvare la propria anima, come vediamo qui in questo cartello che Don Bosco aveva nella sua camera. Questo stesso, soltanto una cosa è importante: salvare l'anima. Oggi con il nostro linguaggio diciamo lo stesso. È veramente importante vivere noi come consacrati, come salesiani di Don Bosco, una profonda esperienza di Dio che ci porta a una intimità, a una interiorità e che assieme ai confratelli ci porta a dare il meglio di noi per i ragazzi. Potete sognare la stessa maniera che Don Bosco ha fatto? Potete essere come Don Bosco? Potete amare come Don Bosco? Per favore, continuate a lavorare per noi, abbiamo veramente bisogno di voi. Che non basta essere formati, preparati, ma bisogna essere innamorati. Amare è l'unica cosa che ci fa fare delle follie. Si dice essere pazzo per amore. Io penso che voi dobbiate amare i giovani pazzamente. Don Bosco li ha amati così e l'unica persona capace di fare una vera follia per amore è stato Gesù, tanto tempo fa. Penso che sia solo questo quello che chiediamo alla fine: la presenza, l'amore, l'accompagnamento. Vi chiediamo sempre il dono totale della vita. Anche noi tra di noi ce lo siamo detti. Tutta la nostra vita vuole essere messa a servizio, come la vostra. Anche noi vogliamo essere innamorati e lo siamo. E grazie a voi che ci siamo innamorati così di Don Bosco, dei giovani, perché noi da giovani siamo per i giovani, e della famiglia salesiana. Miei cari confratelli, siamo chiamati fortemente a vivere una vera profezia. Una profezia perché il mondo d'oggi ha bisogno giustamente di questo. Di noi, come salesiani di Don Bosco, che anzitutto non cercano di occupare il tempo dei ragazzi o dei giovani, neanche di essere creativi per fare festa con loro, ma anzitutto, come ha fatto Don Bosco, di accompagnare loro nel cammino della vita, accompagnare loro nella sua crescita, accompagnare loro fino a Gesù, e questo con una profonda felicità e un senso di una vita piena. Questa è la nostra sfida oggi.